Oggi la partita Matera Maldaccio no, adesso ci abbiamo già parlato. No. I microfoni sono per la piena. Dopo c'è una chiavetta, mi salvi tutta la partita, la scarichi, mi scarica e te la fai. Sì. Domani perché Vabbè, quando finita la partita. L'altra volta la salita, sì. Ci ha messo dentro la chiavetta perché salvi qua sopra, dai. sì, adesso salvo, però non so dove vado a È un USB. no, ma non so dove vado a finire la cosa. Adesso comunque Beh, vabbè, se non c'è di la chiavetta, se c'è bene, se non c'è. Tutto a posto? Ok, dopo li metto lì, io tanto non faccio tanto di presa avanti e dietro, a parte se non sono quando mi darai poi il cartellone? Quando mi darai il cartellone? di cosa? Ah! Dottor Filippini! Sì, non ci sono solo io, ma ci sono tutti gli altri. Se non ci sei solo te, fatto male, non c'hai mai. Cosa c'è? Gioco di mutande, ragazzi. Bello. 38, 36. 38 secondi, quindi problemi. Capisci qualcosa in famiglia? Io parlavo di
Tra pochi minuti le gambe torneranno nuovamente in pista dopo il riscaldamento di ritmo e si darà il via alle ostilità sportivamente parlando. Rimettiamoci. Se vuoi vuoi riprendere te? Quando fai voi bisogna... Le ragazze di maglia rosso blu provenienti dalla mia sinistra sono pronte a entrare in pista con il capitano del segretariato dei quali la rivoluzione alla nostra destra, tra pochi istanti saranno in pista quando entra in fondo di visto centropista per le ragazze della Roller Hockey Segnale. Vi ricordo che questi martedì abbiamo sempre lavorato in quanto accoglimento in nome della Giulia Cestini, la povera ragazza martoriata e ragazzi ne abbiamo davvero sotto la pista dei capelli ormai a questa foto. Voto anche le ragazze con lo staff tecnico della protettistica Scagliarice.
Buonasera amici sportivi dal Palalegnani di Scandiano, seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile, giornata che vede a Scandiano il torno del derby, Rotellistica e Roller Scandiano. Questa novità per questa stagione, visto il ritorno della Roller Scandiano nel campionato femminile dopo 2 anni. Le formazioni, visto la scandianese che vede l'assenza della nuova arrivata Carla Perez, presenti tutte le altre, Greta Ganassi e Chiara Pesati in porta, Calia, Gallotta, Giardina, di meno Ferrarini, Cantofrau e Berti tra le giocatrici esterne. Scandiano invece che Teli e Battalini in porta, De Pietri, De Stefano, Malagoli, Bessora, Villa, Daccò, Bartalini, Prandi e Pagliani le giocatrici esterne. Scandiano che in questa partita deve assolutamente vincere per continuare il sogno scudetto. Hanno capito nella prima giornata contro il Forte dei Marchi e si vuole continuare questa sera nel doppio incontro con Matera e Valdano che saranno ora le due squadre hanno un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, che è venuta a mancare questi giorni. Adesso invece tutta Scandiano, tutte le ragazze e tutti voi sentanti piedi per il minuto di raccoglimento a favore di Giulia Cecchettin. Il minuto di silenzio, ora le squadre sono pronte a scendere in campo e dare il via a questo derby inedito per il campionato femminile. Rotellistica scandianese con la classica maglia giallo-nera, mentre la Roller con i suoi colori rosso e blu. Sono pronte quindi le due squadre a dare il via. Partirà la Roller con il primo possesso. Si attende il fischio dell'arbitro, signor Giombetti.
dalle partite di questa giornata. Si è giocata anche Matera Valbania, con il Matera che ha vinto con una semplice 5-0 ai Valbania e porta a casa i primi 3 punti di questo campionato. Intanto è iniziata la partita con la rotellista scaglianese che è in possesso della pallina. Adesso stanno facendo un po' girare la pallina. Attenzione con Galia che può gestire per Jimeno però sbaglia, ma sbaglia anche De Stefano nell'intercettare la pallina. Poi Giancanto Frau prova il tiro che finisce alto. Prima occasione da gol per la rottellistica scaglianese che però si infrange. Messora intercetta la pallina, serve Malagoli e Malagoli fa ipnotizzare da Jimeno può avanzare, Jimeno il tiro, il guantone di Bartalini. Dall'altra parte subito la roller spazza Ganassi per non avere problemi, ma recupera subito Villa che può servire De Stefano per Malagoli per Villa, ancora De Stefano utilizza la sponda per servire Messora il tiro debole, non impensierisce Ganassi, poi può avanzare la rottellistica con il Jimeno. Riparte la roller Scagliano con Villa per De Stefano, poi Galia pressa Malagoli, porta l'errore appunto al numero 7 della roller. Anna Verdi che sbaglia il passaggio. Possesso che andrà alla roller, parte De Stefano che serve Villa dall'altra parte per Messora, prova passaggio per vie interne la numero 9 rosso-blu, ma sbaglia, poi Berti il tiro, la parata di Bartalini, la roller con De Stefano, errore della numero 2, si accentra Berti, poi subisce fallo, fischia Giombetti. Berti, poi il tiro di Jimeno, prova ad andare poi sulla ribattuta già accanto Frauta, sbaglia, poi ancora Jimeno si gira e il tiro deviato finisce sopra la traversa. Parte ancora la rottellistica scandianese, non molla la squadra allenata da Massimo Gualtieri. Da Berti, scontro con Messora, ma non si arrende la giocatrice giallonera, continua a lottare, poi Messora recupera il possesso, il tiro sporcato da Jimeno, non si preoccupa Ganassi. Roller che si dovrà occupare di mettere in gioco la pallina con Villa che serve De Stefano, il tiro angolato, ma
che non trova lo specchio della porta. Calia per Berti. Berti prova ad accentrarsi, poi torna indietro per Imeno che finta il tiro, poi passa indietro per Calia. Ora la numero 4 della rottellistica, poi sbaglia a spazzare Villa, ma si salva comunque, passa avanti per Malagoli per De Stefano, poi fallo sulla giocatrice della Roller. Punizione, batteranno Malagoli e De Stefano. Che viene rimesso in gioco la pallina con Villa che serve De Stefano, poi pressa la rottellistica, può avanzare Calia ma preferisce tornare indietro, che si fa vedere Imeno, e c'è accanto Frau, ancora per Imeno. Calia, il tiro deviato. Altra occasione per la rottellistica scandianese, poi può provare il controattacco la Roller ma sbaglia tutto Messora, recupera, c'è accanto Frau, avanza Berti, il tiro, becca il pattino di Malagoli, poi Messora dietro per De Stefano. De Stefano si gira, cerca la compagna, trova Malagoli, tiro debole e questo che non preoccupa la difesa giallonera. Meno per Giancanto Frau si inserisce, anche una deviazione di Imeno che però non arriva. Parte Villa, serve De Stefano, ora Villa che continua a lottare con Berti. Messora per Villa, sbaglia il passaggio Villa ma recupera De Pietri, poi avanza De Stefano, viene intercettata, può ripartire Giancanto fra un'occasione importantissima ma para Bartalini e lascia il risultato insegnato. Imeno può salire, cerca di far salire anche la squadra. Poi torna indietro da Calia. Il tiro di Imeno. Niente da fare per la squadra giallonera. Poi parte Messora, il tiro, ci mette il casco Ganassi, poi De Stefano prova ad andare sulla ribattuta. Niente da fare per la Roller, tutto rimane sul risultato di 0-0. Poi Gallotta, entrata, prova subito il tiro di poco segnalato da porta da Bartalini e Pietri, il tiro e il gol della Roller, che va in vantaggio a 17 minuti dalla fine del primo tempo. Il vantaggio
neanche tanto a sorpresa, perché comunque adesso la Roller non ha giocato una brutta partita, anzi comunque con le idee sta dimostrando un buon hockey. Bellissima Scandianese che invece ha sbagliato da questo punto di vista il posizionamento difensivo. Il risultato, aggiungiamo il risultato, Rottelistica Scandianese 0, Roller Scandiano 1, gol di De Pietri. C'è anche il time out e si può ripartire con il gioco. La Rottelistica Scandianese ora dovrà prendere il risultato. Parte subito quindi la squadra giallonera che oggi è di casa con Giacanto Frau che prova il tiro, niente da fare ancora per la Rottelistica Scandianese. Jimeno passa la pallina Giacanto Frau, poi torna da Jimeno fa girare per Gallotta. Serve Giacanto Frau, entra in area Giacanto Frau, il tiro e il gambale Bartalini salva il risultato. Poi Messora lotta, serve Villa avanza, poi sbaglia il passaggio dietro per il Jimeno, 1 contro 1 con De Stefano, il tiro, la parata di Bartalini che salva ancora una volta la squadra allenata da Baccari. Poi riparte ancora la Rottelistica Scandianese, poi commette fallo Giacanto Frau. Ecco, richiamo per l'allenatore della Roller Scandiano, Adriano Baccari, ammonito verbalmente da Giombetti per qualche parola di troppo. Villa per Messora, aggredisce Berti, si libera Messora che la mette in mezzo per De Pietri, dovrà provare il gol del raddoppio, la sua doppietta personale. La giallonera le nega questa gioia, poi ancora De Stefano si mette in salita, risultato sul 2-0. Gallotta va ad avanzare, ruba la pallina De Pietri, poi riparte la Roller con De Stefano, e Villa per Messora, ora per De Pietri, avanza Villa, anche in mezzo per Messora che non ci arriva, riparte Gallotta avanza, si gira, può servire Berti, poi preferisce il tiro e non termina Ferri. Jimeno per Ferrarini, invece per Berti, era Berti
porta, poi serve invece Ferrarini. Il tiro dalla distanza di Jimeno che centra il palo, tanta sfortuna anche per la rotellistica. Gallotta, poi Berti prova il tiro, para Bartalini. E Gallotta a partire per Jimeno che trova il varco per Berti che trova il gol del 2-1, accorcia le distanze la rotellistica scandianese con Berti che riprende la partita. Il risultato quindi che va sul 2-1. La rotellistica scandianese c'è ancora, non demorde, vuole portare a casa questo derby che non vale solo i 3 punti ma vale anche il dominio cittadino. Per Gallotta trova la conclusione, non trova la porta, riparte la roller con Dacco, trova il tiro spazzato da Gianassi e avanza Berti per Ferrarini. Jimeno, autrice di un assist fantastico per Berti, fatto un varco che ancora la rotellistica in possesso con da De Stefano che parte la roller con De Pietri, però arriva scordinato lo stop e quindi ne approfitta Ferrarini. Jimeno per Ferrarini, può avanzare Ferrarini che serve Gallotta, poi ancora Jimeno che avanza, poi scivola, l'arbitro non c'è. Avanza, lotta con Ferrarini, alla meglio la giocatrice rossoblù, serve indietro Blanco, poi il tiro di Messora che continua ad insistere, poi Messora perde la ginocchiera, a rimanere in campo, poi attacca la roller con De Stefano, il tiro bloccato da Ferrarini, poi ancora De Stefano che non molla, capisce però tutto Gallotta, fa ripartire la squadra, serve Jimeno, il tiro, la parata di Bartalini ancora, dall'altra parte De Stefano, confusione, poi Messora ne atterra 2 in una volta. Ancora Gallotta che serve Jimeno, si fa vedere già accanto Frau, Jimeno va dall'altra parte, trova il passaggio interno ma non trova passaggio libero, poi Ferrarini per
Gallotta, salta da Cop, trova il tiro, ancora la parata del portiere della Roller, poi da parte il tiro deviato e De Stefano, ancora rottellistica con accanto Frau, ci pensa Dacco a impedire che il tiro arrivasse al portiere. Accanto Frau per la doppietta della numero 6, rottellistica 2, Roller Scandiano 2. Ora risultato di nuovo sul pareggio, tutto da rifare per il Rosso Blu, invece l'Ottelistica Scandianese che sta cominciando ad ingranare la partita. Ora se time out servirà per discutere come andare a riprendere questa partita e provarla a vincere. Che dopo le difficoltà iniziali sta cominciando ad ingranare e sta cominciando a fare la propria partita. Il divario tecnico è enorme tra le due squadre. La Rottellistica Scandianese è la squadra comunque che può provare a vincere questo campionato, però è una squadra giovane, inesperta. Finito il time out, ora la Rottellistica Scandianese continua a mantenere il possesso. Via non arriva però sulla pallina, 5 secondi che passano e la Roller nel possesso la pallina. Avanza Malagoli per De Pietri la mette in mezzo per Nessora, non ci arriva però. Per cercando Frau, Calia sbaglia Ferrari, riparte la Roller con il tiro di De Pietri, intercettato, poi accanto Frau prova il tiro troppo alto, prende in faccia Dacco. Tiro bloccato da Ferrarini, poi farà Rottellistica, il tiro di Berti, De Pietri avanza, non arriva però a Malagoli, si pensa prima a Ganassi, blocca la via di passaggio, poi ancora Calia, prova a mettere in mezzo per Berti, si tuffa il portiere, dall'altra parte il tiro di Dacco a lato, riesce a lato della porta e parte la Rottellistica Scandianese. Calia serve Ferrarini, poi accanto Frau, Calia per Berti, ora Ferrarini qua ci mette il
Calini. Poi altro time out. Terzo time out del primo tempo, sta per concludersi la prima frazione di gioco. Risultato in parità. Vediamo che la Roller Scandiano era andata in vantaggio di 2 reti, poi con 2 gol di Anna Berti, il risultato tornato di pareggio. Non mi dai il... Si ripartirà per gli ultimi minuti del primo tempo. Vediamo 6 minuti e 19 al termine. Come detto già prima, la rotellistica scaglianese sta cominciando ad ingranare. Stiamo vedendo anche una buona roller questa sera, nonostante comunque con una rosa inferiore sulla carta, sta comunque rispettando l'impegno con onore, fanno una grande partita. Probabilmente non se lo aspettavano neanche le giocatrici della rotellistica scaglianese, si aspettavano magari un approccio diverso della partita, e infatti li ha messo fin da subito in difficoltà. Ora sembrano entrate in partita le giocatrici allenate da Massimo Battieri. Prova dall'altra parte la roller con Villa per De Stefano, ancora Villa che vede arrivare Malagoli, poi Malagoli serve Messora che riesce a recuperare, poi la mette in mezzo per seguire Malagoli, ma sbaglia, poi era atterrata già accanto Frau. Poi invece si fischia fallo che sia a favore della roller. Non è Destino che prova il tiro, la parata di Ganassi, poi cade la numero 2 rossoblu, fischia fallo Giombetti. Altro time out, ultimo del primo tempo. Cinque minuti alla fine, non c'è tanto da dire rispetto all'ultimo time out. Diciamo che il secondo tempo sarà tutto da vivere, perché comunque le due squadre stanno giocando un'ottima partita questa sera. Ricordiamo che è un derby, ho già detto, inedito per il campionato femminile, per Scandiano. Ha due squadre in questo campionato, che anche la rotellistica scandianese è una squadra giovane che è nata comunque nel 2019, neanche tanti anni fa, 4 per la precisione. Questa è la quarta stagione per loro del campionato femminile, dopo le prime difficoltà. Ad oggi si sta affermando tra le squadre più
tra le squadre che possono lottare per il titolo. Da quest'anno a Scandiano si è aggiunta anche la Roller in sostituzione dell'Amatori Modena, e quindi Scandiano ora può godersi questo derby. Meno per Giacanto Frau, recupera Messora per Villa la mette in mezzo, ma Jimeno blocca il passaggio e fa ripartire la squadra. Non è Gallotta che serve Giacanto Frau, si fa vedere Berti che prova ad entrare in area ma preferisce tornare indietro da Gallotta, poi Jimeno per Giacanto Frau, gira per Berti per Jimeno torna indietro da Berti, continuo scambio tra le due giocatrici, poi Jimeno prova riparte la Roller con Villa per De Stefano, Malagoli per Angelino con Giacanto Frau, poi torna indietro da De Stefano, recupera Giacanto Frau per Jimeno, Gallotta vede lo spazio libero per avanzare, poi serve Giacanto Frau, servita a Berti, ma cade il passaggio, ma Giacanto Frau riesce a liberare, poi dietro a porta e trova il gol, incredibile, non si è visto dove è finita la pallina, ma è entrata, quindi rottellistica scandianese 3, Roller Scandiano 2 e la rottellistica completa la rimonta, andando in vantaggio in questa partita clamorosa con il gol di Giacanto Frau. Giacanto Frau che è andata dietro la porta, poi dietro la porta ha provato il tiro. La nostra postazione non si è visto praticamente come sia potuta entrare la pallina per l'arbitro e gol, e quindi rottellistica scandianese 3, Roller Scandiano 2. Continua la rottellistica scandianese, ora gode del vantaggio. Ovviamente c'è l'adrenalina per aver portato il risultato sul 3-2. 2 minuti alla fine del primo tempo. Gallotta prova ad avanzare, Gallotta il tiro, ma non trova la porta, poi ancora Berti che insiste, entra in area, poi Messora blocca, ma ci pensa Giacanto Frau a recuperare, poi Berti non trova la conclusione, riesce a liberarsi dall'area Roller, ma Berti intercetta, controattacco della rottellistica, il tiro di Giacanto Frau al in guantone, Bartalini para, evita il gol del 4-2, poi ancora Gallotta la porta, serve Jimeno,
poi De Stefano, serve Villa per Malagoli, non stoppa benissimo la pallina, recupera la rottellistica, poi viene fermata Giancanto Frau, l'arbitro fischia, 30 secondi, quindi l'ultimo possesso del primo tempo l'avrà la rottellistica, può gestire e cercare di non rischiare nulla. Poi recupera Messora che in 2 tempi deve partire, poi ancora Messora, Jimeno blocca tutto e può far ripartire la rottellistica, il tiro di Giancanto Frau, la parata ancora di Bartalini, poi finisce qua il primo tempo, partita emozionante. Derby che questo primo tempo sta vincendo la rottellistica scaglianese per 3-2. Roller che era andato in vantaggio di 2 reti, poi è rimonta completata dalla rottellistica scaglianese e ora rottellistica che gestisce il risultato. Rottellistica 3, Roller 2, spazio al secondo tempo, a dopo.
propensi al centro del campo e anche da campo che abbiamo finalizzato. Siamo tornati dal Palla Regnani di Scandiano per il secondo tempo del derby tra Rotellistica e Roller. Risultato che attualmente sul 3-2 per la squadra che stasera gioca in casa, ovvero la Rotellistica. Abbiamo un cambio in porta per la formazione allenata da Adriano Vaccari con Bartalini che ha avuto un buon primo tempo, che è costituita da Giorgia Teli. Ecco, cerca di servire De Stefano. Messora torna indietro da De Stefano che sbaglia, prova ad aggredire Berti e infatti recupera la pallina e serve accanto Frau, poi Gallotta per Berti. Al numero 6 serve Jimeno, poi Gallotta, avanza Messora, si accentra, va a servire Tacco, ma è bloccato tutto dalla Rotellistica. Ora riparte con Gallotta, si vede già accanto Frau libera, poi serve Jimeno, ancora la numero 9 che la mette in mezzo per Giacanto Frau, spedisce il gol 4-2 la difesa della Roller. De Stefano, Messora non ci arriva sulla pallina, recupera Gallotta, il tiro che prende il palo, evita il gol del 4-2 alla squadra di casa. Dall'altra parte subito si fa vedere la Roller, prova di insistere Messora, ma si ci mette una pezza. De Stefano per Villa, che sbaglia, recupera Jimeno, serve Berti, si gira il tiro che non va in rete, poi d'altra parte De Stefano, il tiro, ci mette il casco Ganassi e salva il risultato. Terra Berti, ferma il gioco Giombetti, uscire dalla pista
entra Ferrarini al suo posto. Torna in porta Ganassi, quindi può ripartire contro. Secondo tempo 3-2 per la rotellestica scandianese il risultato. Poi meno il tiro dalla distanza che blocca Teli. Poi d'accordo. Fa ripartire, serve Messora indietro per Lacco. Si gira Villa, poi serve De Stefano. Lacco per De Stefano per Villa. Recupera la rottellistica scandianese con Gallotta per Ferrarini. Ora Giancarlo Frau deve velocizzare l'azione per il possesso, poi accanto ancora dietro la porta, deve arrivare Gallotta ma non riesce a deviare il rete. La rottellistica con Gallotta, poi di meno il tiro, la parata di Teli, ancora di meno, ancora la parata di Teli, per 2 volte evita il gol. Poi Tacco, il tiro alto, poi prova la ribattuta Messora, ancora la numero 9, la rottellistica, salve indietro Villa, il tiro che trova la porta, poi viene atterrata Jimeno, fallo per la rottellistica scandianese che riparte subito, poi Messora intercetta, ma è ancora la rottellistica a gestire l'azione. Jimeno che serve già accanto Frau, il tiro, il gol del 4-2, doppietta anche per il accanto Frau che segna il gol del 4-2 e laga nel risultato. Poi time out chiamato da Massimo Barbieri, time out molto importante perché ora la rottellistica sul risultato di 4-2 deve gestire il risultato. Risultato che così consentirebbe alla squadra giallonera di balzare al primo posto in classifica. Scavalcando appunto il Valtagno a quota 4 punti in classifica. Punti maturati, il pareggio contro il Forte dei Marmi e la vittoria appunto contro Roller Scandiano. Riparte il gioco.
con De Stefano che serve Villa, di nuovo De Stefano. Poi Villa serve la numero 2. Continuo scambio tra la Roller, che ci mettono però troppo tempo ad uscire dalla propria metà campo e quindi il possesso finisce alla rottellistica con Jimeno che prova l'altra schiaccia, ma para Giorgia Teli. Poi Giancanto Frau per Gallotta, ancora Giancanto Frau. Che però non trovano il gol del 5-2, risultato che metterebbe cassaforte il risultato. Viene anche in rete, però viene fatta la calca sul portiere. E Stefano non trova nessuna compagna libera, arriva Villa. Gallotta intercetta il passaggio, fa salire la squadra, poi viene disturbata la conclusione, però rimane in possesso della pallina. Poi serve Jimeno, ancora Jimeno, altro anzi schiaccio della giocatrice argentina, però De Pietri viene atterrata. E Stefano prova la conclusione che però è alta. La rottellistica scandianese l'ha rimessa in gioco. Giancanto Frau, serve Ferrarini, ora Gallotta, sale Gallotta che poi Giancanto Frau sbaglia il passaggio, recupera la Roller, poi De Stefano viene infastidita e quindi perde il possesso della pallina. Gallotta dietro per Ferrarini, da Giancanto Frau, Jimeno, da Giancanto Frau. Sbaglia tutta la rottellistica, la Rolle può avanzare, tiro abbastanza debole di De Pietri che non dà nessun problema a Ganassi. E poi il gol di Jimeno, che lei va in gol in questa partita. Rottellistica 5, Roller 2. (5-2) per la rottellistica scandianese che è stata in condizioni migliori in questo secondo tempo e
si sta portando a casa per il momento un ottimo risultato. Poi recupera la pallina Jimeno, il tiro para Teli, poi ancora altra occasione, stavolta per Giacanto Frau, ma nulla da fare. Poi la lotta, profondità per Jimeno. Marini per Giacanto Frau, poi alta per Gallotta che non se l'aspetta, poi ancora Gallotta, entra in area, il tiro, parata di Teli, attacca la roller con De Stefano, trova la conclusione De Stefano che finisce la... Poi Jimeno recupera per Giacanto Frau, affronta Villa, poi prova il tiro, parato. 15 minuti alla fine dell'incontro. Rotellistica 5, roller 2. Che in questo momento sta prendendo sempre di più la strada verso i colori giallo-neri. Giacanto Frau dietro per Jimeno. Cerca compagna libera, poi sbaglia il passaggio per Giacanto Frau, poi alza e schiaccia, troppo alta la stecca e Giovecchi fallo per la De Stefano avanza, prova a girarsi ma poi perde il possesso. Calia è entrata al posto di Gallotta, con difficoltà prova il passaggio Ferrarini ma arriva a destinazione. Ancora Rotellistica Scandianese in possesso, ad avanzare Giacanto Frau, entra in area, poi prova il tiro e la parata di Teli, poi ancora Giacanto Frau si accentra, poi cade ma l'arbitro lascia continuare. Ancora entra in area il tiro, la parata di Teli, poi Calia perde De Stefano. Il tiro di De Pietri che non trova lo specchio della porta. E Ferrarini. Fa poi Jimeno ancora per numero 9, prova la conclusione, poi ancora Jimeno, il tiro, il gol! Rotellistica 6, roller 2, Rotellistica Scandianese, ora mette la parola fine all'incontro. Ora sarà molto più semplice per la Rotellistica Scandianese. 12 minuti alla fine dove gestire di 4 gol. Attenzione all'attacco, si
si perde Calia. Calia avanza la numero 4, poi torna indietro da Jimeno, da sola la numero 9, il tiro e che 7-2 per la Rotellistica Scandianese. 7-2. I 2 gol iniziali della Roller sono stati solo un'illusione. Ora la Rotellistica sta bombardando la porta della Roller. Derby che, come la pronostico, ovviamente lo sta vincendo la Rotellistica. Ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma ora sta facendo la partita. Sì, c'è il time out, 11 minuti alla fine dell'incontro. Cerca la compagna libera, poi trova Calia dall'altra parte. Ora Jimeno, sempre per Calia. Il passaggio libero, ma poi preferisce tornare indietro per Jimeno, che serve già accanto Frau. Perde il possesso, fa di tutto per recuperarlo, poi il pallina che arriva a Jimeno e prova il filtrante per già accanto Frau. Malagoli che passa pallina in mezzo, ma Ganassi devia. Riparte la Rotellistica, ma blocca tutto De Pietri, la mette indietro per Messora, ha a che fare con 2 avversarie, subisce fallo. Per subito per Villa, per Malagoli, Messora, ora per Villa. Già caduta, prova ad entrare in area, ma viene bloccata, poi Messora serve indietro Villa. Ancora Rotellistica Scandianese in
possesso con Calia. Gallotta va dentro la porta, serve Giancanto Frau che non riesce a trovare la conclusione, poi Villa. Recupera Gallotta, serve Giancanto Frau. Si aiuta con la sponda, poi c'è accanto Frau dietro la porta, arriva meno il tiro di Gallotta, la parata di Teli. Poi Gallotta va a servire, c'è accanto Frau, ci arriva. Ora c'è accanto da sola contro il portiere, il tiro, la parata di Teli. Gallotta 2. Alle danni di Calia. Gallotta per Giancanto Frau. Calia può avanzare, serve Jimeno, torna indietro da Gallotta, avanza, ma il tiro, la parata di Teli. E Jimeno, Calia, ancora Jimeno. Gallotta, lungo per Giancanto Frau, poi ci arriva per prima Villa che serve Messora, prova a tirarsi la numero 9, viene atterrata e fallo fischiato da Giombetti. Calia. Indietro per Jimeno che si fa vedere. Prova il tiro dalla distanza, poi non trova la porta. Però insiste Jimeno. Calia, poi spazia anche per Giardina in questa partita. Gallotta, saluto per Calia. Villa cerca di fare ordine alla squadra, poi Malagoli prova il passaggio lungo per Messora, troppo lungo e non ci arriva, recupera Gallotta, serve Giardina si gira, serve Giancanto Frau, deve liberarsi delle avversarie. Giancanto Frau, poi torna indietro per Calia. Giancanto Frau entra in area, il tiro, però non trova la porta.
serve Malagoli, poi ancora la numero 8 della Roller, Messora in mezzo, non ci arriva però Pagliani. Gallotta da sola, zero personale e trova il gol dell'8-2 a 4 minuti dalla fine. Anche lei trova la rete in questo festival del gol. (8-2) il risultato, da chi sta per concludersi la rottellistica scaglianese si sta già acquistando i 3 punti d'oro che servono a darle una più sicurezza per anche i prossimi incontri saranno contro Valtagno e Matera, due partite molto delicate per la squadra di Massimo Barbieri, partite che serviranno come esame per capire se la squadra è pronta a vincere questo campionato. Da sola. Ferrarini ci mette più di 5 secondi per liberarsi la pallina, possesso che va alla Roller, però recupera subito la rottellistica scaglianese con Gallotta che tira e vede Teli farsi bloccare il tiro da Teli. Con la Gallotta per Ferrarini, poi il passaggio Ferrarini prova il tiro dalla distanza ma non trova lo specchio della porta, poi Giardina prova a mettere in mezzo per Ferrarini, non ci arriva la numero 2 della rottellistica scaglianese, poi Messora recupera, fa la squadra, Villa può andare al tiro, deviato e non c'è nessun problema per Ganassi, che in questo secondo tempo ha giocato un po' da spettatrice. Serve Malagoli, indietro per Villa, fatica a trovare il passaggio Villa che lo sbaglia, recupera Giardina avanza, Giardina la prova una conclusione, anche lei ha provato a trovare il gol. Ora siamo entrati nell'ultimo minuto di partita con Calia che prova il filtrante per Gallotta, sbaglia, poi dall'altra parte la mette in mezzo per Malagoli che non trova il tiro, poi ancora Messora, il tiro di Villa, parata da Ganassi, poi c'è il fallo, l'arbitro va da Calia e l'arbitro decreta il rigore a 32 secondi dalla fine, fallo un po' ingenuo. Ora Villa contro Ganassi, trova il tiro, Villa si lancia Ganassi e para il rigore, poi il fallo di Villa
E cartellino blu, partita finita per la numero 8 della Roller, sono stati minuti fuori. Sono gli ultimi 20 secondi da giocare. Ferrarini va sulla pallina a battere questa punizione. Ferrarini contro Teli. Porta Teli. Fischia Giombetti, parte Ferrarini, tiro traversa, stata sfortunata qua la numero 2 della rottellistica. Giardino dietro per Callotta, il tiro, la parata di Teli e poi finisce qua. Rottellistica Scandianese 8, Roller Scandiano 2, il derby si tinge dei colori della Rottellistica Scandianese. Stasera Scandiano sarà giallo-nera. Partita giocata molto bene dalla Rottellistica Scandianese, che è riuscita in partita dopo i 2 gol inizialmente, l'ha gestita molto bene e stasera ha portato a casa 3 punti fondamentali per questo campionato, perché ad oggi la Rottellistica Scandianese è prima in classifica e può sognare. Dal Pala Regnani è tutto, buona serata.